Buongiorno, sono sempre Giusy Bonaccina e questo è un altro appuntamento con il nostro Pota. Avete mai sentito qualcuno che porta l'acqua con gli oregge? Vuol dire che si tratta di persona talmente innamorata che per il suo amore farebbe veramente di tutto e se lo sapesse assetato, non disponendo di alcun recipiente, gli porterebbe addirittura l'acqua utilizzando le cavità auricolari. Quindi questo vuol dire che noi per amore possiamo fare veramente di tutto. Allora, però in bergamasco ci sono molti modi per dimostrare che l'amore è un sentimento fortissimo. Per esempio, si dice che l'amour è la femme, il la proa poi salam, che vuol dire che sia la condizione dell'affamato che la condizione dell'innamorato sono sentite anche da coloro che non hanno assolutamente sensibilità per nient'altro. Si dice anche che l'amour l'imbenda ioc, vuol dire che l'amore è cieco, o anche che quando l'amour alghè, la gamba la tira al pè, cioè noi dobbiamo assolutamente sentire, dobbiamo assolutamente seguire il passo che ci porta verso l'amore, ma anche che l'amour e la tosse se fa conosce, cioè chi è affetto da tosse o chi è innamorato si sgama immediatamente e non si può sfuggire ad essere individuati.